tante novità, tante presenze, peccato per la pioggia, ma quello che conta è che alla fine si parla e si racconta e si mastica giornalismo a 360 gradi, no? Ma credo che fino ad oggi siamo alla seconda giornata, come hai detto tu, il bilancio è positivo. Nonostante la pioggia di questa sera abbiamo avuto una buona affluenza di pubblico e devo dire la verità che rispetto all'ottava edizione, questa nona edizione ha un afflusso di persone molto maggiore che non nel passato. Questo vuol dire che il festival si sta radicando un po' sul territorio e non solo, vuol dire che la gente lo aspetta e vuol dire che gli argomenti e le proposte che portiamo all'attenzione delle persone sono quelle che alle quali le persone aggrada e che quindi stiamo andando verso la strada giusta che volevamo già, che abbiamo iniziato 9 anni fa e che adesso portiamo avanti con grande passione e grande volontà. Senti, tante novità abbiamo detto, soprattutto mai stare fermi perché bisogna dare carne, tra parentesi, per far assaggiare un prodotto che non, diciamo così, non perde il suo sapore. Assolutamente non bisogna stare fermi, bisogna sempre galoppare. L'associazione ormai ha una sua definita organizzazione, siamo cresciuti in questi anni, proponiamo nel corso dell'anno, nel corso dei mesi, tanti appuntamenti, non solo il festival, chiuderemo il festival domenica, apriremo poi una rassegna dedicata a Pierpaolo Pasolini con 4 appuntamenti, saremo di nuovo con le nostre proposte di arte e territorio, a settembre una rassegna dedicata alle emergenze climatiche, poi in ottobre l'Oltre il Festival e poi novembre e dicembre ci saranno altri appuntamenti, tra cui alcune presentazioni editoriali. Abbiamo detto tante novità, tra queste anche il premio Young dedicato agli aspiranti e giovani giornalisti. Assolutamente sì, siamo arrivati alla seconda edizione del premio Leali Young dedicato a Cristina Visentini e quest'anno abbiamo premiato 4 aspiranti giornalisti o già giornalisti e quindi che aspirano a fare di questa loro professione la professione della loro vita, con 3 prodotti dedicati al web, dedicati alla carta stampata, dedicato al prodotto podcast e quindi in questo modo cerchiamo, attraverso anche la collaborazione di buonenotizie.it, che ringrazio per la collaborazione, cerchiamo di essere vicini ai giovani. Noi abbiamo sempre detto che il nostro festival è fatto sì di nomi importanti, sì di personaggi importanti che arrivano dal mondo del giornalismo, dell'informazione o sono esperti di qualche materia, ma vogliamo anche dare spazio ai giovani. Lo abbiamo fatto con il premio Leali Young e lo faremo anche presentando qui alcuni finalisti del premio Morione per il giornalismo investigativo grazie a questa nuova partnership che abbiamo fatto con il premio Morione appunto.